Oltre 700 persone in isolamento domiciliare, ma la situazione è sotto controllo. Continua il lavoro del Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS 6 di Padova, focolai di ripresa, quelli attivi, spiega il direttore generale Domenico Scibetta. Ci sono dei focolai di cosiddetta ripresa che ci aspettavamo che ci fossero, il 56% di questi focolai sono focolai di immigrazione, per cui di comunità di cittadini immigrati che risultano positivi. Noi siamo pronti, il meccanismo scatta in qualunque momento, giorno e notte, e questo ci consente, grazie anche ai piani di sanità pubblica della Regione, di contenere immediatamente i focolai. Una decina i nuovi contagi, ma alcuni indicatori rendono gli operatori ottimisti. Abbiamo focolai ma gli ospedali vuoti, questo è un ottimo segnale, un ottimo indicatore. Al lavoro per potenziare tutte le microbiologie del Veneto, compresa quella dell'ospedale Covid di Schiavonia alla Regione, resta il tampone il mezzo principale per contenere la diffusione dell'epidemia. Abbiamo individuato precocemente qualche positivo all'interno di attività produttive.